Emiliano Brembilla, classe 78 in quinta corsia, è il primatista italiano dei 200 stile libero in vasca lunga, una carriera davvero lunghissima. Qua dovrà vedersela però con le giovani leve, a partire proprio da Marco Belotti e Federico Colbertaldo, corsia 4 Belotti, 3 Colbertaldo, ma intanto la gara si fa accesa nelle prime due corsie con lo straniero, lo sloveno Robert Zbogar, che va avanti nelle prime due vasche, 25-68. Robert Zbogar è stato finalista, quinto nei 200 farfalla ai campionati europei, nella distanza più breve dei 100 farfalla, semifinalista, e però anche un ottimo stile liberista. Filippo Ton intanto si prende il passaggio a metà gara con 53-64 davanti a Robert Zbogar e Marco Belotti. Marco Belotti, specialista anche della farfalla. Federico Colbertaldo in sordina nelle prime 4 vasche, dovrebbe accendersi ora nella seconda parte di gara. Lo sappiamo tutti, Federico bronzo mondiale negli 800, gara in cui è anche primatista europeo. Naturalmente ha nella seconda parte di gara il suo punto di forza. Filippo Ton, Federico Colbertaldo, risale in terza posizione Emiliano Brembilla, si accende la gara per la vittoria con Filippo Ton che resiste al comando. Ultima virata, Filippo Ton in corsia 2, Federico Colbertaldo in 3. Il testa a testa finale per i due atleti targati Veneto Banca Montebelluna. Reazione d'orgoglio per l'azzurro Federico Colbertaldo che si impone in 1.48,96, è doppietta però Veneto Banca Montebelluna con la seconda posizione di Filippo Ton, 1.49,47. Emiliano Brembilla è terzo in questa batteria, beffato però da Michele